Dopo la visita di ieri del comandante dei Carabinieri di Agrigento, colonnello Giovanni Pellegrino, ai Vigili del Fuoco di Agrigento presso la sede di Villa Seta, in segno di solidarietà per quanto accaduto l'altro ieri in provincia di Alessandria, dove hanno perso la vita 3 pompieri, Matteo Castaldo, 46 anni, Marco Trichese, 38 e Antonio Candido, di 32, questa mattina anche gli agenti della polizia di Agrigento hanno reso omaggio ai 3 vigili del fuoco morti nell'esplosione delle bombole di gas. Con la deposizione di fiori da parte del commissario Vincenzo Spirio è avvenuta presso il comando dei Vigili del Fuoco di Villa Seta alla presenza di tanti esponenti. Successivamente una delegazione dei Vigili del Fuoco si è recata presso l'Istituto Comprensivo Maria Montessori di Agrigento a San Leone, dove piccoli alunni hanno voluto donare un mazzo di fiori per ricordare le 3 vittime, presenti anche i piccoli della scuola dell'infanzia Malaguzzi. Vi aspettavate tutta questa solidarietà, ieri i Carabinieri, oggi la Questura, addirittura una scuola per quanto è successo? Ci riempie di orgoglio e queste cose ben vengano, ma non dovrebbero succedere, e quindi quando succedono si stringono tutti attorno a noi. Comunque è una cosa graziosa dei bambini che ci hanno pensato, anche coordinate dalle maestre, ma è sempre un bel segnale delle istituzioni e delle scuole. Quando si è saputa la notizia, che tipo di reazione c'è stata tra di voi in caserma, all'interno del corpo? Sgomento, anche se è un mestiere molto pericoloso, lo sappiamo, però gli imprevisti sono dietro l'angolo. Con il gas è una cosa imprevedibile, anche se abbiamo le attrezzature sempre all'avanguardia, però arriviamo in un punto che a volte ci sorprende. Poi non sappiamo, ci sono delle inchieste in corso, non sappiamo la dinamica vera e propria, stiamo indagando, quindi a breve avremo le risposte che speriamo che... L'impegno comunque continua quotidianamente, indipendente da ogni cosa, i vostri valori vanno avanti e oggi si dà anche questo segnale ai ragazzi. Sempre comunque, anche se il dolore ce l'abbiamo all'interno, però stamattina siamo qui operativi a fare tutto quello che ci aspetta, anche siamo esseri umani, quindi... I ragazzi della scuola Montessori oggi daranno un segno, un mazzo di fiori, un segno di solidarietà ai Vigili del Fuoco per la tragedia che è successa. Sì, oggi i ragazzi, i bambini con tutto il corpo docente della scuola Istituto Rita Elena Montalcini, in particolare del Plesso Montessori, vuole rendere omaggio a questi eroi, perché sono degli eroi veramente queste persone che giornalmente si battono per la legalità e per il nostro benessere. Purtroppo questa immane tragedia ci ha colpiti tutti quanti e noi oggi vogliamo ricordare, dare un piccolo segnale, però un segnale forte, un segnale di vicinanza e un segnale di ringraziamento per il lavoro quotidiano che i Vigili del Fuoco fanno giornalmente per noi. Ci siamo riuniti oggi insieme a tutte le classi della scuola primaria Montessori e della scuola Malaguzzi, scuola dell'infanzia Malaguzzi, per ricordare le vittime e gli eroi che hanno perso la vita nel terribile incidente di Alessandria. Oggi stiamo dando una lezione viva e reale di educazione civica. I bambini infatti stanno incontrando i Vigili del Fuoco del Corpo di Agrigento, del comando di Agrigento, stiamo offrendo un ricordo floreale e stiamo leggendo la preghiera del Vigile del Fuoco. Abbiamo dei genitori Vigili del Fuoco e i bambini, i loro figli, vengono in questa scuola, quindi abbiamo toccato con mano cosa vuol dire il sacrificio e l'amarezza in questi difficili momenti. La scuola Montessori è sempre presente quando si tratta di essere vicini alle nostre forze dell'ordine. Già ai tempi di Nassiria ci eravamo recati alla caserma di Agrigento, oggi invece il comandante di Agrigento ci ha dato la gioia di ricevere nel nostro spazio scolastico sia la squadra operativa sia i mezzi di soccorso. La scuola di oggi deve essere una scuola viva nel territorio.